con tanta esperienza. Adesso abbiamo Malex contro 107, un set che ci sarebbe piaciuto vedere un po' più tardi, no? Nel senso... Sì, ci sta, però dicevo per questo torneo ci può stare. Sì, assolutamente, comunque c'è Il Malex con la skin di sposato, quindi veramente un mito. Minchia, ti maritò, compadre. Oltre minchia si maritò, oltre che ha un personaggio comunque poser, ha anche pure un freebooter, ricordiamolo. E vabbè, buono sarebbe con la skin da imprenditore petrolifero. Iniziamo un po', vabbè, grab, pro, lei, diciamo, prende il battere trasformati di Mario. Sì, sì, esatto, ma se permetti lascia parlare le persone che veramente conoscono Mario. Ah, chiaro. Stanno prendendo un sacco di tassi. Bellissima combo. Attenzione. No, peccato, vabbè, sì, probabilmente era un settimo. Lo capisco. Sì, sì, assolutamente. Dunque vedete un match veramente. Attenzione! No, peccato, eravamo. Attenzione. Oh, il riflettore. Malex in questo momento una hit. Dice che da portarsi, trova la smash. Anche se effettivamente in questo senso in questo momento. Ok, un altro wave. Che non no. sì. E quindi il vantaggio di questo set, cioè il First Blood. Il First Blood. Il primo blood. Il primo blood. Allora. Abbiamo un edge tracking molto dinamico, questo di Males comunque rende il suo movement ambiguo, ma... Solo ottimo Blood in disadvantage per levarsi 107 dall'edge guard. Mamma mia che movimento, guardate di 107 in questo momento. Ha provato. È stato molto paziente, molto bravo. Ha provato lì il fade disadvantage, chiaramente punito da 107, se l'aspettavo. Ok, ottimo più lo shield per finire il bait. Inizia la ladder, inizia. Ottima combo, ok, sì, non era neanche troppo alta uguale, poi essere molla lo scudo al momento più sbagliato del mondo, ma può capitare a tutti. In questo momento uno si deve prendere una bella grab, prova a fare smash. Ok, ottimo get up attack. Ok, grab. Ok, vediamo. Oh, mamma mia, Bowser Smash 4, signori, dall'altro lato dello stage. Ok, vediamo. Ottimo Smash. Mamma mia. Alex sta... tanta rabbia da parte di Alex. Sta dominando, sta assolutamente dominando. Alex in questo momento vuole proprio chiudere questo game, però 107 non è assolutamente da contare fuori ottimo. Da questo set, questo game in generale. Questo ragazzo un F-Smash riporta un attimo la situazione un po' più even. Ottima la rage per poter portare avanti qualche combina, però diciamo che in questo matchup io la chiamerei situazione, perché chiaramente 107 con la rage mette molta paura, però senza considerare che Malex in questo momento sta avendo un attimo la sua anche abbastanza solido, però diciamo se qua magari prova a vedere più grigli questo smash ottimo per inizia la cosa. vediamo un po' di scambi in neutral, diciamo. Scambi tranquilli, ottimo Berli. Bravo, se sta giocando molto pazientemente, anche perché è una situazione diciamo molto delicata, veramente. Malex ha detto, sai che ti dico, voglio rifarla. Nel senso... ha detto no, sto vincendo. A me non piace la lead. La lead non è bella da avere nel set, non è hype, e quindi 107 prende questo primo game. No, comunque bruttino questo miskick, ma comunque capita. Davvero un peccato, perché comunque questo set è stato davvero close, davvero vediamo se come la prende il secondo game Alex, se continua a cercare di avere il mental solido e continuare a giocare, può esserci impazzire, esplodere, prendere a calci tutti questo genere. Sì, cosa che lui spesso fa, perché... Vabbè, ma pure io è giusto così, cioè si chiama giusti. Attenzione, inizia la 317. Attenzione, potrebbe killare? No, con fair. Che abbia mischiegato che in questa situazione poteva essere molto pericoloso. Io pensavo fosse qualche DI mix up, onestamente. Magari pensava che... attenzione Alex! Ha finito il salto. Mamma mia, che edge guard. Vai pure il pollice in su! Il pollice in su! Si vogliono bene questi ragazzi, pollice in su. Mettete like, era gaming, era digital su... Attenzione. Come si chiama?
Ok, Dale non fila. Per da un air veramente tanto bello. Ha provato l'arrivo della roll, ma non c'era. Ottimo smash, però mi sa che Warsaw non sa aspettare, infatti no. Ha fatto dialogo, comunque forse l'ha fatta molto tardi. Cioè il classico momento in cui stai per fare un input, metti magari lo stick neutrale e proprio come ti parte, non te lo aspetti. Ok, contro, ok. Fireball Nair, ok, vediamo come Buono Steve in questo momento sta rimanendo molto calmo, molto paziente. Diciamo che notiamo delle grandi differenze rispetto al primo game. Sì, Il primo game è stato un po' da recuperare per Mono 7, però in questo momento è un po' male vedere il ruolo di giocare, un po' un game in salita. Sì, è Malex quello che in questo momento sta rincorrendo, diciamo, la stock. Buono Steve in questo momento sta mettendo una pressure, una paura. Mamma mia. Prova un altro Di game no, va bene, io pure lo faccio. Dico, è così. Ma cosa c'è il flop? Sì. Lo cringe, veramente. È un classico di quelli, diciamo quelli che fanno la recovery alte. Io mi ricordo che Sì, cioè, è anche proprio io. automatico. Si inizia la combo. No, lo fanno molto per fare. Sì. Poi Mario è molto buono per pulire gli entry. Bella fair. Ottimo tilt. Adesso c'è una lead bella grossa per 1-7, la sua un'intera stock di vantaggio, però Malex prova in quel momento a fondare Il male è la sua combo preferita, anche se tendenzialmente F Smash in da face, esplode il fiorellino di fuoco in mano. Quanti ha messo il 50? Sapete tipo 3. Sarebbe secondo me se si facesse un Blaston in cui c'è Malex per fare come se fatto con me la cosa dei poco carica. Sì, sarebbe quanti incredibile. di F Smash, perché Malex la usa molto bene con questa mossa. Oh, beh, prende il ok, ottimo dash attack di 1-7, poi Square può mettere paura. Sì, ha messo fretta, puttana, è stato molto bravo con il bait. Ho detto, guarda, ti sto venendo a contestare o sto venendo a giocare il gioco con te. Sì, diciamo che 1-7 ha provato gli ha messo paura e Malex in un momento è andato in panico, un po' magari in una situazione in cui è stato un po' frettoloso, chiaramente Bolchak l'ha punito col flood. Sì, assolutamente ottima play da parte di Bolchak, comunque anche testimone di una sua grandissima saltezza di nervi, comunque che lui riesce a mantenere la cosa molto forte di Seven, che il suo adapting è reso particolarmente forte dal fatto che lui è difficile farlo quittare, difficile farlo uscire alla zona, sorprenderlo sì, ma sfruttare tanto il fatto di averlo sorpreso non è poi tanto particolarmente facile. Sì, sono d'accordo. Per attenzione, qua ho provato la Scare. Fire. E ottimo energy. Non riesce a finire il get up attack è sempre sempre un get up attack, penso sia lo stesso termine sia per il legge che per attack, prova il bisogno. Up smash caricato, smash caricato. Infatti mi sa che Monosaur non voleva per forse a lei. Vediamo qua. Ottimo F smash, però non riesce a hittarlo. Lei in basso. Prova, cerca una rete di smash roll. Ok. Ottimo movement da parte di Bolchak, tiene un bel cross up, anche un grab molto interessante. E in questo momento Malex con una piccola lead. Sì, Malex in questo momento con una piccola lead che riesce a, bene o male, a saperla gestire. Deve cercare magari il più possibile in questo momento di cercare di mettere il più possibile, ecco appunto la percentuale dentro la 1-7, così riesce più possibilmente ad estendere la lead. Ottimo. L'ha provato di nuovo. Prova il day, un'altra fail. Sbaglia la direzione del smash. Sempre che forse. Però Spesso reversa il smash ti esce
deve essere la prima schiaccia del Smash. Ecco, questa è una situazione per esempio negativa per Mario, cioè perché quando Mario era altissima percentuale di mana è veramente pesante perché chiaramente oltre agli up smash gli attacchi salto. così il salto e muore, veramente muore. Adesso Mario può combattere e alla rage. Tanta raggia, pericolosissimo per effettivamente le ladder. Ottima lettura della roba. Mamma mia, l'ha seguito benissimo. In questo momento Malex molto più prestante, giocando davvero in maniera tanto solida. Ottima cosa, ce l'ha. Stock. Ha conservato il salto, molto bravo. Bravo Bolshak qui. Riesce a recuperare qualcosa di irrecuperabile. Mamma mia. Che grab, non trovo, inizia la ladder. Scende di lei. Ottimo blocco. Bel Bayer da parte di Malex. In questo momento situazione molto pericolosa per Bolshak, che però capitalizza su questa interazione all'edge. Prova l'edgecard con il con il cape. Cosa succede? Ok, punisce quindi di up smash il rientro di buona serie. Stiamo 2-1 in un game vinto ma molto convincente. Sì, molto Malex. solida. Sì, molto solida, molto buona. La Sicilia è un'isola di Mario e Rob comunque. Mario, Rob, cazzo via. Siamo tutti stessi PC. Meno male un solo Pokémon Trainer. Almeno questo, non devo giocare lì. Solo Pokémon Trainer, solo Link, pare, solo Mewtwo. Pochi sono i personaggi appunto unici effettivamente. Cioè proprio unici. Dani chiaramente. Dani, solamente. Però abbiamo anche tante ripetizioni. Adesso vediamo Mario contro Mario di nuovo per questo quarto game. 1-7 contro Malex. Alex che comunque è una vinta piuttosto decisa. Comunque dice: guarda, io esisto ancora, sono ancora qui nella competizione, quindi non mi sottovalutare solo perché ho più esperienza. E appunto qui si vede qualche scambio che si conclude. Inizia la ladder e non killa. Pericolosissimo, però non ha killato. Molto bravo. Alex, attenzione. Rising up air. Combo starter. Ok. Smash così, aspetta. Wow. Funziona. È vero, if it ain't broke, don't fix it. Una cosa buona che ha veramente forte che ha Alex è riuscire a chiudere molto bene le storie. Cioè è molto bravo soprattutto in questo, quando magari può essere una percentuale adatta per cercare di fare entrare di si d'accordo, la mia teoria. Cioè lo sto vedendo in questo momento, per esempio poi c'è fatto difficoltà in buone parti a killare per avere una alta percentuale. Per me le opzioni di Malex funzionano un po' come la polvere di fata. Se ci credi tanto, ci crede tanto, quindi tipo l'F Smash, lui non lo manda con un certo tono, sicuro. Peccato, che dei kids. Figate. Ottimo. Oh, bel salto, la della situazione, bella fair perché. Ok, situazione molto tesa in questo momento. Camminata F Smash, incredibile. Ha messo una paura incredibile, pazzesca. Era uno statement, assolutamente uno statement. Me lo vedo veramente, lo vedo praticamente esatto. Diciamo che diciamo che sta iniziando a cercare un pochino più la stock in maniera molto insistente. Sì. Forse a discapito anche della sua pulizia solida. Ma in questo momento comunque 1-7. Scusate, la skin di la skill di 1-7. Attenzione! Oh! Ok, Game 5. Game 5. Game 5, ottimo Game 5, ottima storia, davvero solida. Malex sta finale. Malex sta giocando veramente questo ditto veramente tanto bene. Si vede che comunque c'è stato anche un po' di studio dietro comunque il ditto. C'è un network, una società segreta di Mario che Non è vero niente.
Lui non sa niente. Mettono il succo di Mario nell'acqua, ragazzi. Non bevete Mette l'acqua. Mass Destruction, attenzione, Persona 3 qua cioè, farà qualcosa cucina sopra. Comunque per esempio, a proposito di società segreta di Mario, stai morendo. No, no, no. A proposito di società segreta di Mario, c'è da zio e Malex che mi dice io non so giocare tipo Mario. Interventi reale voce di... Sì, chiaramente. Userò il Sonic a Luigi. Vai, dopo non lo so. Deve smetterla di fare così, anche perché in realtà è veramente bravo, che riesce a giocare anche in da solo, ma chiaramente il dito è banalmente chi gioca meglio, fondamentalmente. E anche chi è meglio capace di forzare i punti di forza del proprio PC contro i punti di debolezza del proprio PC. Cioè, appunto per questo i dito tendono a essere piuttosto diciamo inconsistent. In ogni caso questo dito non è affatto la prima volta, lo vediamo. Penso che Malex abbia un po' più capito quali sono le sue win condition, quali sono i modi in cui effettivamente può farsi valere in questo set. Effettivamente per adesso stiamo avendo una... Sì, in questo momento vediamo Bojack come è riuscito ad adattarsi notevolmente bene. Pensai di Malex. Ha fatto gara di pistoli. Sì, gara di acqua. Acqua. Di acqua pittura del Cristallina. Mario solo acqua Assolutamente. Io È l'acqua tra l'altro nella quale mettono i succhi di Mario per fare diventare tutti i saloni. Dai, il succo di Mario. È il 2000XX. Ok, Tutta la Sicilia gioca a Super Mario. Ma magari, attenzione, la Smash non killa perché Mamma mia, era un bel mix up. Poi fare il dash attack. Ci stava un sacco. Magari, ecco, in questo momento Alex forse troppi free smash in neutral, a un certo punto magari probabilmente Bojack, attenzione, inizia la cosa. Diciamo che sta un pochino più safe qua. Sì, Bojack sta capendo un po' che lui tende a fare tanti smash attack. Sì, chiaramente. Quindi sta capendo un po' di più. Ecco, in generale magari bisogna giocare più safe possibile. E l'opzione chiaramente è più ottimale perché se attenzione dei reloti. Lui mi viene a dire che di spada ferisce perché io di quella combo ci muoio ogni volta. Qua adesso è complicata chiaramente perché buono 7 è un'intera stock lead. Però Malex non deve demordere. Soprattutto perché comunque è in ottima percentuale. Sì. Combatto in questo momento 1-7. Stiamo vedendo il risultato. Ottima DI. Ottima DI, ottima smash qua. Molto landing, un pochino troppo aggressivo. Però in questo momento ancora tutto da vedere. Up throw. Ok. Mamma mia. Ok, ottimo AP. Attenzione a Faye. Inizia la combo. Ok. Ottima DI questa volta. Molto bravo. Capito cosa ha sbagliato, perché comunque conosce il suo personaggio. È una situazione molto accesa. Chiaramente io sto sudando davvero per loro, incredibile. Attenzione, inizia la combo. Attenzione! Bellissima quella ma 1-7 con una DI perfetta! Bravo, ti salva! In questo momento 1-7. Ottima grab! Ottima grab che la porta in disadvantage. Bravo Malex Lia. Molto non perdere la pazienza, ragazzo, molto bravo. Mamma mia, però in questo momento il salto. Questa è un po' una situa. Sì, ha fatto lo stesso bait dell'altra volta. 1-7 in dopo un set super even, talmente veramente faticoso. Complimenti a Malex. Si fanno i complimenti a vicenda, si danno un abbraccio